Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Nel corso della giornata di martedì, gli agenti della sezione del contrasto al crimine diffuso della Mobile di Trieste hanno effettuato una serie di perquisizioni disposte dalla locale procura nei confronti di alcuni soggetti emersi nell'ambito di attività investigative a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo giuliano. Tra questi uno, AS, classe 1981, commerciante incensurato, dimorante a Trieste, è stato trovato in possesso di stupefacenti di una somma in contante. In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane termosaldato contenente marijuana del peso di 100 grammi, un barattolo custodito in altra stanza con della marijuana sfusa per un peso prossimo ai 100 grammi e un fungo essiccato che si ritiene allucinogeno, un bilancino di precisione e oltre 2.500 euro in contanti. Sulla scorta delle risultanze investigative, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio e posto ai domiciliari a disposizione del pubblico ministero, titolare del fascicolo che coordina le indagini. I primi vaccini Moderna sono stati consegnati ieri alla base USAF di Aviano, a beneficio dei militari americani e delle loro famiglie. Aviano ha appena ricevuto la sua prima spedizione di vaccino Moderna Covid-19 e le agenzie di supporto hanno stabilito un piano di distribuzione localizzato e su più livelli e sono preparati per la somministrazione rapida e sicura del vaccino. La salute dei nostri aviatori, delle loro famiglie e della comunità è una priorità assoluta, lo rende noto il comunicato del Medical Group della base. Il piano vaccinale Covid-19 del Dipartimento della Difesa statunitense prevede una strategia standardizzata e coordinata per stabilire le priorità, distribuire e somministrare i vaccini attraverso un approccio graduale per vaccinare tutti i componenti attivi, i componenti di riserva, i membri del TRICAR Prime e quella di TRICAR, sempre e comunque su base volontaria. Le quantità iniziali sono limitate e saranno distribuite su base continuativa non appena saranno disponibili più vaccini. Presidente, una grande emozione. Quanto è importante vaccinarsi e perché ovviamente abbiamo scelto anche il Iris oggi? Diciamo che da di fatto un giorno e mezzo possiamo finalmente entrare a fare i vaccini nelle case di riposo in modo completo perché è arrivato il decreto che permette di superare i problemi per quanto riguarda il consenso informato. E adesso con le case di riposo andiamo a proteggere una fascia fragile della popolazione che ha subito in modo drammatico le conseguenze del coronavirus e quindi per questo anche proprio in questo fine settimana ci sarà un potenziamento importante del numero di vaccini perché avendo oggi questa possibilità di andare nella casa di riposo dobbiamo assolutamente farlo nel più breve tempo possibile. Quando si conta di vaccinare tutti i residenti dell'RSA in regione? Noi ovviamente abbiamo iniziato oggi il piano su tutte le RSA. Io credo che nel giro di un mese e mezzo riusciremo ad entrare ovviamente rispetto anche alla partecipazione, quindi il consenso informato che c'è nelle diverse RSA, ad entrare in modo capillare in tutte le RSA della regione. È chiaro che serve una collaborazione da parte di tutti e mi auguro che anche il personale aggiuntivo
che il governo ha previsto arrivi in tempi brevi, perché quello è fondamentale. Servono i vaccini e quello ovviamente è una parte indispensabile, serve il personale per farlo e noi oggi stiamo utilizzando personale che era impiegato in altri tipi di mansioni altrettanto importanti, quindi per quello è importante che ci sia quanto stabilito dal governo, ovvero che ci arrivi medici e infermieri aggiuntivi. Si sta accendendo un po' la polemica invece per il mondo della scuola, oggi una manifestazione, domani un'altra, voi avete detto subito è una scelta molto sofferta, però magari con i vaccini forse riusciremo un po' ad anticipare? Beh, insomma, io penso che finire il quadrimestre con didattica a distanza sia una scelta di precauzione e di responsabilità, sapendo le difficoltà che stanno vivendo i ragazzi nel mondo della scuola. Devo dire altrettanto che mi sembra che la gran parte del mondo della scuola sia stata consapevole e favorevole a questa decisione. Dai presidi ai docenti, ai ragazzi, la gran parte dei ragazzi sono favorevoli. È chiaro che c'è una parte altrettanto legittimamente che rivendica un ritorno in presenza. Quello che chiedo è di avere la pazienza, perché quello che dobbiamo tutelare è la salute dei ragazzi, la salute dei docenti e la salute delle famiglie. E nel momento in cui la pandemia è molto diffusa ancora nel nostro paese, è molto ancora diffusa in Friuli Venezia Giulia, non possiamo permetterci passi falsi. E oltretutto aprire la scuola per magari doverla richiudere dopo poche settimane penso sarebbe un danno ancora più grave. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.